grazie per la vostra partecipazione di questa sera. Allora, iniziamo sulla slide prima per spiegare un po' il manifesto. Vai sulla prima. Ecco qua. Allora, uno contro tutti e attenti al gruppo, la mia verità. Allora, attenti al gruppo è rivolta naturalmente al mio amico fraterno Floriano Mancini, il quale in varie occasioni, ma quasi sempre, mi telefonava oppure mi messaggiava tramite WhatsApp o SMS e mi diceva: Lupo, dai che andiamo alla riunione, Lupo, andiamo a vedere la partita, il suo voto, Lupo, eccetera eccetera, insomma. A un certo punto uno contro tutti viene da dire: perché uno contro tutti? Perché in quella lista che dovevo partecipare è successo qualcosa che adesso pian piano che vado avanti riuscirete a capire, perché lei è stata la complice, la Maura Veronesi, di tutto ciò, insieme a Doriano, il quale, ripeto, mi ha tradito la fiducia, ma soprattutto per l'amicizia, quella A maiuscola, dove naturalmente i valori della mia famiglia mi hanno sempre dato, cioè non è che di amici ne hai 100, li conti sul pollice, sull'indice, sono pochissimi. E ripeto, hanno fatto di tutto perché io venissi escluso dalla lista, e questo non posso negarlo. Sono stato molto amareggiato e deluso soprattutto, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso naturalmente è stato quell'8 di maggio, quindi 6 giorni prima di presentare la lista, dove io riesco a convocare una riunione assieme alla Lega Nord e assieme a Fratelli d'Italia, naturalmente con il candidato sindaco Mauro Veronesi, Mancini Doriano è un imprenditore di Nonata. Da lì scatta una discussione forte in cui il sottoscritto, che naturalmente è 20 anni che faccio politica attiva, mi accorgo che sul gruppo della Mauro Veronesi entrano persone. A un certo punto gli dico: ma scusa un attimo Maura, ma quanti candidati hai tu? Fammi capire. Da lì è scattata una discussione infernale. Naturalmente riesco a tenere un po' con forza, naturalmente, una forza da volte, alzando un po' la voce, e riesco a far dire da lei i suoi candidati. Perché chi fa politica attiva nel nostro comune qua, che è inferiore a 15.000 abitanti, gli accordi si fanno subito. Si può anche discutere, si può anche urlare, ma alla fine succede che arrivi ad un accordo con i candidati consiglieri, un accordo con i candidati che possono andare in giunta, un accordo che può essere presidente. Non volevo far commettere lo stesso errore che è successo purtroppo alla giunta Giacomo, che è andato sindaco Giacomo. Perché? Perché il candidato Giacomo in un giro di 1 anno e 2 mesi ha perso 3 consiglieri per i vari motivi che tutti sappiamo, e nel giro di 2 anni e 4 mesi la sua giunta è andata a casa. Ma è andata a casa non per colpa nostra della minoranza, noi facevamo il nostro lavoro, è andata a casa perché la sua maggioranza l'ha mandato a casa. E allora mi guardo un po' e dico: aspetta un attimo, ragioniamo. Poi rifletto un attimo e dico: ma anche quella giunta generale Geremia nel 2009 è successo qualcosa e abbiamo perso 3 consiglieri, siamo stati quasi 2 anni 11 contro 9. Se uno si ammala riusciamo a proporre il bilancio oppure le opere programmatiche triennali. Allora da quel giorno lì
io ero diventato una persona di disturbo e scomoda, molto scomoda. Dovete pensare che il sottoscritto, e lo posso dire, lo posso anche confermare, ma c'è anche qualche amico in sala, che più di qualche volta ha salvato la sedia alla Maura Veronese. E mi riferisco anche 20 giorni prima, ma l'abbiamo letto tutti sui giornali, che più di qualcuno è andato a trattare con Gennaro Geremia. Da Doriano, un giorno, perché io costruisco a casa, ho un tavolo, costruisco un po' il mosaico, no? Ogni sera, ogni giorno metto sempre gli appunti, no? Non vorrei dimenticare qualcosa. E infatti nel mio mosaico mi mancava qualcosa e non riuscivo a capire naturalmente cosa mancava. Nel frattempo, tempo passa, vedo che la Veronese, dopo ad un accordo, che adesso vediamo, ecco qua, un accordo fatto a marzo, vedo che sparisce, ha la scusa che deve fare un trasloco perché va a convivere con il suo compagno. Nel mese di aprile, di tutti i weekend, non c'è, manca le solite feste che c'è in piazza, in particolar modo quelle di Pasqua, e naturalmente tutti i gruppi si nervosiscono, tanto per ritornare ancora al ragionamento perché si sono trovati con Gennaro. Allora si organizza una mattina, che mi sembra che sia stato il 18 di aprile, Doriano e Zanellato Giuni che vanno allo studio dell'avvocato Veronese e gli dicono: scusa un attimo, o ti metti un po' di riga, nel senso di poche parole, perché qua manca quasi un mese e siamo ancora tutti fermi. Cioè dobbiamo fare politica attiva, perché ci siamo divisi la tua volta e la storia ci insegna che non bisogna commettere lo stesso errore. Quindi uniamo le forze, ma uniamo le forze con pari dignità, e naturalmente vedete l'articolo 6 che dice: il presente accordo disciplina le regole di giusta rappresentanza e pari dignità fra tutti i gruppi che hanno deciso di aderire alla presente alleanza. Ecco, questo arriviamo a marzo perché facciamo un accordo politico, come si fa su tutti i comuni, insomma non c'è niente di strano. Dice in pratica che il gruppo civico di Verona Mancini e il gruppo civico di Maura Veronese si uniscono e che naturalmente il coordinatore è Verona Mancini di tutto questo gruppo qua. Nella lista del Veronese decidiamo di mettere 4 consiglieri, almeno uno di rappresentante per certo genere, vuol dire una donna, idem per Doriano Mancini, però a casa miei conti non tornano, perché nella nostra, ripeto, nella nostra legge elettorale che abbiamo, il sindaco è anche consigliere, quindi noi qua partiamo già svantaggiati. Lei ne ha 5 e noi ne abbiamo 4. Si attribuisce il ruolo del sindaco, vedete punto 8, a Maura Veronese, a Doriano Mancini di carico di vice sindaco. Naturalmente passiamo sulla seconda slide. Vedete che c'è scritto 2 precandidati consiglieri e un assessore alla Lega, indipendentemente dai risultati raggiunti. Gli altri hanno 2 candidati consiglieri e un assessore in condizioni che raggiungono il risultato concordato. Naturalmente questo non va bene e viene bocciato, viene annullato. Quindi questa forza qua sparisce. Se ne fa un'altra, che è la prima pagina uguale, quindi stessa dignità dei gruppi, eccetera, eccetera. Però qua è qua che scatta il problema, tra virgolette, l'inghippo, ma naturalmente a favore di Veronesi. Vedete punto 9, gli assessori che rimarranno liberi a seguito dell'allargamento della lista o nel caso di mancato raggiungimento di eventuali obiettivi che si dedicheranno ad altri gruppi saranno attribuiti ai consiglieri eletti più votati che non siano già stati inseriti in giunta, fino ad un massimo di 2 rappresentanti per ogni gruppo, tenendo conto di favorire il gruppo che non ha già il sindaco. Cosa significa? Che il sindaco, che è il più alta carica, a lei non spetta più niente del suo gruppo. E fino a qua va tutto bene.
Non noto, naturalmente nell'accordo che stiamo facendo, che il veronese parla un attimo con il suo, naturalmente, guru, che è l'imprenditore di Donata, e gli dice no, tagliamo 2 righe e mezza, ci fermiamo, saranno attribuiti i consiglieri eletti più votati, punto. In quel momento lì arriva la telefonata, Doriano si alza, va fuori e non capisce, rientra, gli dico scusa, Doriano, gli faccio un po' l'occhietto, gli dico ma che hanno tirato via 2 righe e mezza. Lui è lì un po' imbarazzato, tanto vice sindaco che è già il sole, mi dice vabbè, lascia stare, controlliamo dopo a casa, perché abbiamo tutti le bozze. Naturalmente cosa succede? Andiamo su quella originale, firmata il 9 di marzo, stesso discorso, gruppo civico, gruppo veronese, unico gruppo, sempre i soliti, 4 candidati, sempre quell'articolo 5, il presente accordo disciplina le regole di giusta rappresentanza e pari dignità, dirò sempre questa parola, dignità e rispetto, e dirò anche la parola umiliazione, e vi spiego perché dopo. Fra i gruppi che hanno deciso di aderire, eccetera, eccetera, sempre naturalmente loro si firmano, naturalmente, che si firmano in fianco a destra. La lista civica del sindaco ha attribuito il ruolo del sindaco, il gruppo di Doriano Mancini incarico di vice sindaco. Poi si allarga alle altre forze, indipendenti, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Forza Italia. Abbiamo fatto 3 anni di opposizione di Forza Italia, lui capogruppo e io al suo fianco. Dopo non capisco la strategia di Doriano, perché se noi siamo un gruppo civico e siamo arrivati prima di lei come voti di lista, come voti di preferenza, come valenza di candidato sindaco, e dopo vi spiegherò perché, non capisco perché la sua strategia è di dividere lui rimane civico e io devo stare a Forza Italia. Dopo quel tempo lo capisco, ma l'avevo già intuito. Passiamo alla seconda slide. Vedete dalla prima, vedete che hanno tirato via quelle 2 righe e mezza dall'articolo 9. Gli assessorati che rimarranno liberi a seguito dell'allargamento della lista o nel caso di mancato raggiungimento di eventuali obiettivi che si indicheranno ad altri gruppi saranno attribuiti ai consiglieri eletti più votati. Allora, chi fa politica riesce a capirla, vorrei spiegarle in parole povere cosa significa. Che se lei, naturalmente, che ha 4 nel suo gruppo e riesce a portare a casa più voti, perché più voti? Perché no, è una logica, è una cosa naturale, perché lei, naturalmente, essendo sindaco, tutto il suo gruppo del 2014 lo ottiene quasi tutto, tranne qualcuno che dopo vi farò vedere, perché ho le slide dei nominativi, non voglio sbagliare su qualche nome, quindi aspettiamo un attimo. Vedete l'articolo 10? E lì addirittura si danno le deleghe, quelle firme alla Maura Veronese delega alla cultura, posso capire, l'ha fatto ancora, l'ha fatto bene, tanto di cappello, quindi nessun problema. Delega al commercio, e va bene. E poi vedo lavori pubblici, dico, che ci sia qualche imprenditore di sotto, magari anche fallito, che voglia entrare dentro da qualche finestra. Però lascio perdere. Li lascio giocare tanto, perché io a casa non ho un mosaico da costruire. Doriano ha le deleghe al bilancio, va bene, l'ha fatto quando era sindaco. Sappiate che il bilancio è il motore, è il cuore, è la chiave dell'amministrazione comunale. E dove si capisce i capitoli, dove si capisce dove ci sono i soldi, dove si capisce dove ci sono i debiti, entrate, uscite, eccetera, eccetera. E poi vedo enti di secondo grado e tutte società partecipate. E dico, beh no, sicuramente qua che è un altro imprenditore. Ma vabbè, può succedere, insomma. E lasciamo perdere. I firma, naturalmente firmano, e tutti tranquilli. Loro però. Io lascio scorrere del tempo, andiamo avanti sull'altra slide. Torno un attimo indietro per far capire il gruppo che lei ha tenuto. Alle elezioni comunali del 2014 questi 16 signori hanno preso 1602 preferenze. Naturalmente anche loro perdono qualcosa,
esempio Gabi Giannino, che poi lo saluto, qua davanti a me, perdono Virginio Mantovano, non l'ho più visto in giro, Roberta Barofetti, diretto comunale, questa volta lascia perdere, non si schiera più con nessuno, e quindi perderanno circa 300 voti, quindi lei tiene 1300 voti. Ma quello che è di qua che devo dire che ha fatto una strategia stupenda è che nel suo gruppo ci sono le accoppiate, uomo e donna, donna e uomo, uomo e donna, eccetera eccetera, e sono fortissimi. Ma tanto di cappello è la Veronese, se è stata lei, tra virgolette. Passiamo alla nostra. La nostra invece lista ha preso 1688 preferenze, però prendiamo tutti. Bani per Luigi non c'è, Andrea Bertaglia non c'è, Enrico Bonafè è nella lista di Gennaro Geremia, Nicola Ferro non c'è, la Barbara Garbato non c'è, Paola Gerardello non c'è, Chiara Laurenti non c'è, Katie Dionelli forse gli dà una mano dal Palese, Roberto Lupi c'era, la Franceschina in accoppiata adesso con Doriano, da Marangoni. Stefano Pergoniano era nel nostro gruppo e quindi il nostro leader che era Doriano se l'è fatto scappare, se l'è portato a casa naturalmente chi? La Veronese. Lui ha fatto la scelta, non so se si è iscritto, comunque è in carico a Direzione Italia per farvi capire i fitiani con il coordinatore provinciale che è l'ambasciatore Sandra. Continuo, Andrea Perellato non c'è, Maurizio Preti non c'è, Cristian Verdizzi non c'è, Alessio Veronese non c'è, Eva Mazzozzi meno ancora. Quindi il nostro gruppo viene annullato quasi. Naturalmente qua nel 2014 perdiamo le elezioni, il PD vince Portoviro e noi diciamo basta qua, minimo 10 anni governeranno loro e fanno bene. Naturalmente governano con cosa? Con il 37%. È tutta una lega in consiglio comunale, avete il 37%. Notate questo 37%, dopo vi faccio capire perché. Passiamo, solite stienta che 50 anni che era dei comunisti del PD perde perché loro si dividono e quindi gli articoli sono stienta contro il virus suicidi politici. Andiamo avanti, c'è il consultante. Ed ecco, questa è un esame tra i voti di lista, come dicevo prima, di preferenza e i valori di gradimento dei candidati alla carica di sindaco. Allora, se guardate bene, già con sindaco ha preso 3.466 voti di lista, scusate. Voti di preferenza 2.779 sono i 16 consiglieri candidati che dovevano ancora portare su voti, e il valore che ha Giacomo è di 687 voti. Buono. Mancini sindaco prende 2.174 voti, i voti di preferenza per 16 signori che ho annunciato prima, prendiamo 1.688 voti. La differenza, cioè il valore di Doriano, è di 486 voti, che è la metà che aveva nel 2009 con Gennaro Geremia, perché lui aveva preso 898 voti in preferenze, quindi quasi la metà. Gli anni passano anche per lui, naturalmente. Passiamo sulla Veronese sindaco, prende 1.609 voti, i 16 che corrono i suoi candidati prendono 1.602 voti di preferenza. La sua valenza è di 7 voti, cioè niente, non vale niente. E non lo dico io, lo dico i numeri, non me ne sono inventati. Perché è inutile adesso, perché siamo 20 giorni, inizia a salutare, inizia a fare sorrisi, non si fa così la politica, signori. Un altro esempio, lo prendiamo per far capire prima uomo e donna, la differenza tra noi e loro. Superiamo che lì, vedete, prendiamo gli 8 migliori con candidato Mancini sindaco, siamo i 9 lei, superiamo di quasi 500 voti, no? Però noi siamo tutti uomini e abbiamo solo la Francesca donna. Lei ha donna, uomo, uomo, donna,
uomo, donna, cioè è organizzata tanto di capello come prima. Ma a me sorge sempre un grande dubbio, che è nel mio mosaico. Andiamo avanti. Cosa succede? Succede che a un certo punto la Maura, naturalmente tenendo tutto il suo gruppo, io capisco naturalmente come si forma questo consiglio comunale, perché lei vuole cosa? Vuole naturalmente lo metto in cassaforte. Ma allora gli dico, ascolta, ma quanti candidati hai? Fammi capire. Hai Ferro A, hai in pratica Finotti Cecilia, hai Marinelli, c'è Permunian dentro, hai il dottor Marangon, hai il dottor Marangon. Allora, tanto io lo stimo, è il mio medico di condotta, quindi per carità, una persona squisita, sempre disponibile, ma credetemi, è anche ingenuo, perché fare il mestiere dottore è una cosa, fare la politica, come ha dichiarato lui, sono venuto ascoltati tutti, era 30 anni che non entrava più in politica. Questo entra e naturalmente cosa fa? Faccio un passaggio. Dal primo momento hai contatto con la Lega, si incontrano, si parlano con Corazzari e con il segretario provinciale Falconi e gli dicono: guarda, tu corri, ci porti i voti, però non fai l'assessore. Lui naturalmente non è un bambino, diceva: vi ringrazio, quella è la porta, saluti e auguri. Passa 10 giorni e un altro imprenditore convince da Veronese a farlo rientrare con noi e ce lo troviamo dentro, per carità, nessun problema, ma proprio è il metodo, è il modo sbagliato, perché c'è veramente la mancanza di organizzazione politica. Se qualcuno non diceva niente, la Maura avrebbe minimo 7 consiglieri, compresa lei, 8, 9 e 2 del PD, 10, 11 Doriano e la Francesca Marangoni. Vorrei capire che parte facevo io, che parte faceva Fratelli d'Italia, la Valeria, e dopo torno per farvi capire. Nel mio mosaico a casa un po' ancora i vari nomi e dico: qua, signori, loro sono il sole, che va bene, per carità, e io devo combattere non per fare l'assessore, ma per riuscire a essere eletto, tra virgolette. Poi guarda la stella che faccio vedere. Allora ecco perché dal giorno 8 maggio che vi ho detto la data, prendo in mano la situazione io, perché non è mica detto perché hai fatto il contratto di 9 marzo a 2 mesi deve rimanere quel 9 marzo. Sai cose che sono cambiate in 2 mesi e che possono cambiare anche il giorno 13. Se vi ricordate, a Porto Tolle un certo Modena il sabato mezzogiorno scadeva la presentazione delle liste, alle 11 l'ha presentata, alle 11 a casa l'ha ritirata e sono andata a casa tutti, tanto per dire no. Quindi qua dico, c'è ancora tempo, il 10 maggio di mercoledì, c'è giovedì, venerdì e sabato, va bene, provo a fare l'accordo io politico, metto le stesse cose, aggiungo però, visto che voleva dividere il gruppo delle Romacini, aggiungo un partito di Forza Italia rappresentato da Roberto Lupi. Non scrivo coordinatore, scrivo rappresentato da Roberto, perché sono iscritto da anni. Dico, considerato che l'attuale quadro politico è cambiato annullando così il precedente accordo stipulato con i 2 gruppi, oggi le forze politiche civili hanno i seguenti ordini: PD, Lega No, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lista Civica della Romacini. Quindi ci sono 5 assessorati. Dico, siamo tutti a posto, no? No, non va bene, perché il problema è che hanno
purtroppo, e poi lo devo dire, ma non lo dico io, lo diceva lui in giro, tra l'altro, hanno promesso il posto di assessore al dottor Maramon Fabrizio e lui si vantava di dirlo in giro, naturalmente, a voce alta, che lui è l'assessore alla sicurezza. Ma va bene, però scusate un attimo, perché loro sono ai soli e io devo tenere sul ombrellone e magari portarli anche a Prosecco? Non riesco a capire. Io non mi sento oggi inferiore a loro, non mi sento inferiore a loro, anzi forse sarò io a insegnare qualcosa a loro, vista l'esperienza lavorativa che ho considerato. Passiamo sulla seconda slide. La prima pagina va bene, la seconda, vedete che c'è la sua firma. Scrivo naturalmente i nomi che devono essere dopo la guerra fatta del giorno 8, scrivo i due nomi di Lorena Mancini e scrivo i due nomi che avevo. Vedete che c'è Luigi Roberto e Tatiana Tiengo, l'unico che ha portato una giovane che devo ringraziare, forse qua in sala anche, vabbè, una giovane che io non voglio bruciarla, ha voglia di fare, ha uno spirito giusto, sicuramente vuole un po' aiutata perché lei può prendere 0, ma può prendere anche 100, può prendere 200, non si sa perché non è stata candidata. Allora cosa faccio? Gli dico a Tatiana, ti spiego tutti i passaggi perché non voglio, ripeto, dopo sei grande abbastanza e naturalmente puoi decidere se andare a firmare la lista. Gli dico, guarda, si tratta di così, cosa decidi? La fa, guarda Roberto, mi dispiace, io fiducia in te, io ce l'ho pure, però vedo che c'è troppa confusione e decido di settare questo passaggio. Ho 28 anni, quindi anche se passano 5, tanto faccio un po' di esperienza lo stesso. Io naturalmente l'apprezzo della sua scelta, mando un messaggio, naturalmente abbiamo un gruppo della lista e rinuncia. Io comunque non rinuncio perché aspetto sempre, naturalmente, di verificare il giorno 13 che è la scadenza del mezzogiorno. Però qua, vedete, il punto 7, scrivo che in caso di vittoria, considerato i ruoli da attribuire nella presente alleanza, stabilisco i seguenti ruoli a garanzia della rappresentanza di tutti i gruppi costituenti della presente lista. Mettiamo un sindaco, la Maura Veronese, che c'è sindaco lui, partito di Forza Italia, scrivo rappresentato da Roberto, spenderà un assessorato. Mi fermo lì, ma lo faccio vedere, non è che io voglia l'assessorato per forza, non è che io voglia fare l'assessorato, magari se non vengo candidato, eletto, voglio l'assessorato esterno. Lei mi apre la parete e mi scrive, solo se eletti entrambi, oppure il Presidente del Consiglio in caso di un solo eletto. La Presidente del Consiglio non me ne frega niente. Voglio entrare nella sala dei votatori come entrate tu, Veronese, e tu, Doriano Mancini. Il Presidente te lo lascio, ma che comunque metto io il punto 8 e scrivo, pensate, scrivo un numero assessorato che rimarrà libero sarà attribuito in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari gruppi alla lista del candidato sindaco oltre la presidenza del Consiglio Comunale. Lei me lo firma? Ma questo me lo firma il giovedì sera. Naturalmente non fa l'incontro con me, c'è il suo, naturalmente imprenditore, che mi porta il foglio. Lei cerca di evitarmi perché ormai sono diventato scomodissimo. Passiamo su un altro, naturalmente cosa faccio? Sono di Forza Italia e dico sono in contatto perché io vado a delle riunioni a Padova, abbiamo il commissario che si chiama Paroli Adriano, gli dico firmami anche questo che è di Forza Italia e lo porto a Padova così lo tiene lui, così facciamo che bella figura insomma. Scrivo tutto quello che c'è da scrivere e scrivo in caso di vittoria si stabilisce fin d'ora che a Forza Italia spetterà un assessore a patto che riesca a far eleggere almeno un consigliere comunale. Lei mi taglia almeno uno, mi scrive entrambi i consiglieri comunali o se un eletto spetterà il Presidente del Consiglio. Scusate, bastava che scrivesse non ti voglio più, è inutile che stiamo qua a parlare di fumo. Invece non abbiamo il coraggio. Andiamo avanti. Ecco qua. Ha detto pubblicamente
che io non volevo essere candidato su quella lista, no signori. Vedete, il modello 7 è il modello di dichiarazione e accettazione della candidatura alla carica del consigliere comunale. Naturalmente al mercoledì, perché è firmato con c'è da firma, non abbiamo ancora il contrassegno, cioè si deve spiegare che è tondo, che abbiamo l'airone, che è tricolore, eccetera, eccetera. Passiamo, io lo firmo, passiamo all'altra, vedete, ve lo firma il 10 maggio il consigliere provinciale, che è un pubblico ufficiale, Ceccarello, e lo tengo, gira, lo tengo. A questo punto qua dico, è inutile, arriviamo al giorno 13, spero ancora di arrivarsi. Incontro, ciao, incontro l'avvocato e gli dico, senti, che è un'amica tra l'altro, puoi venire in comune, visto che hai anche tu la passione, sei consigliere comunale a Rosolina, puoi venire un attimo in comune a Portorino? Fa, perché? Vieni così ti spiego. Insomma, trova quei 10 minuti di venire, dopo quei 10 minuti diventa un'ora, tanto facciamo due parole e naturalmente sono convinto, perché ho anch'io l'emissario che messaggia pensando di trovare la formula. Niente, loro entrano, esce Gennari che presenta la sua lista, entrano loro e a quel punto lì è meglio a volte restare aggrappati a qualcosa, no? Fa più male che lasciarla andare, quindi lascio tutto. Ma non muoio, vai avanti, cosa faccio? Torno a casa e faccio la richiesta, dico ma dei prospetti? No. Allora succede finimondo, tra virgolette, perché chiede la lista, che c'è di mano? Voglio capire. Vai avanti. La risposta del comune è: mi dispiace, però purtroppo la legge ci impone che dobbiamo spedire tutta la quarta sottocommissione elettorale, che è in pratica l'ufficio elettorale del comune di Adria. Allora, come avvocato, facciamo richiesta naturalmente di avere i dati ad Adria. Oggi mi ha telefonato e mi ha detto guarda, purtroppo dobbiamo fare richiesta a Venezia. Va bene, facciamo la richiesta a Venezia, se è il caso facciamo richiesta a Roma a questo punto. Va bene, andiamo avanti. Ecco qua. Cosa succede qua? Qua naturalmente, ecco qua, ognuno di noi, dicevo prima, c'è la mancanza politica organizzativa. Allora io nel mio piccolo ho sempre imparato qualcosa da tutti, 2 righe, una parola, però era importante capire cosa riuscivo a far entrare nella mia testa e far trasportare alla gente. Allora, qua sono con 7 volte Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. È una foto vecchia, io sono giovanissimo lì. E mi dice, guarda, tu sei giovane però ti insegno una cosa sola. Se devi combattere con qualcuno, non combattere con il potere, non combattere con i soldi, ma l'arma migliore è il passaparola. È il passaparola. È quello che sto usando io adesso. E se qua siamo in 200, domani saremo in 400 e domani ancora saremo in 100, eccetera, eccetera. Qua sono con il mio amico Doriano, la mia amica Elisabetta Gardini, che sarebbe venuta questa sera, purtroppo è relatrice a Bruxelles, lei è capogruppo di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo. E mi manda anzi saluti, mi ha detto per telefono domenica, scusami però non riesco a venire. E qua sono con il coordinatore nazionale, l'avvocato senatore Niccolò Ghedini. Siamo alla presentazione di Pitonci a Padova, naturalmente riesco a fare 2 parole con lui. E una persona umile, tra virgolette, che Mauro, che guarda me, che lo saluto tanto, lui lo conosce ancora meglio perché ha avuto modo di stare assieme, essendo naturalmente stato anche consigliere regionale. Passiamo, ho altre passioni. Ecco qua, il calcio. Vedo l'amica mia, qua c'era il nuovo presidente. Qua riesco a fare una squadra da solo e riesco a portare a casa, faccio allenatore,
ho il mio amico Silver, ignorato, riesco a fare una squadra che ha vinto tutto di più. Pensate che il mio progetto era quello di dire, eravamo allora per tempo l'interregionale era il Montarena, dico tutti che devono spendere soldi da altre parti, inseriamo pian piano i nostri giocatori, no? Invece purtroppo c'erano dei problemi finanziari, riusciamo a vendere 5 giocatori, portiamo a casa 100 milioni. 100 milioni. Naturalmente la quota più grossa era quella di Lazzari Angelo, abbiamo preso 44 milioni dall'Empoli che allora era presidente Pin. Poi passare da Massimo, che lui fortissimo, venduto all'Empoli, Bonato Morgan al Ravenna, Ferro al Ravenna, Ferro Marco, e poi Vegro e altri giocatori che hanno giocato naturalmente dalla prima, dall'eccellenza e anche l'interregionale. Poi naturalmente non solo la passione, ho corso anche bicicletta da corsa, ho corso 5 anni, ho fatto agonismo, a 33 anni ho imparato a giocare a tennis, è abbastanza a livelli non alti, però mi difendo benissimo. E qua vedo la passione di mia figlia che naturalmente fa pattinaggio. Gli dico guarda, se vuoi fare agonismo ti devi sacrificare, perché questo naturalmente è quello che mi hanno insegnato le culture dei miei genitori, i miei fratelli. Dico, vuoi fare questo sport? Sì, mi piace, bene. La porto 4 volte a Rovigo e la quinta volta la faccio fare le gare in tutta Italia. Però agli italiani è arrivata terza. È stata convocata a livello nazionale di pattinaggio. Ma tanto per far capire che ai ragazzi bisogna dargli la responsabilità subito da giovani, perché devono imparare il sacrificio. Naturalmente va anche per la scuola. Qua vedo che c'è la sua prof, comunque va bene. Passiamo a un'altra P molto importante, che dispiace dirla però è anche ironica, ed è la P del Valapiton del mio amico Doriano, che non ho avuto il coraggio di alzarsi dal tavolo e difendermi. Questo veramente è l'unica amarezza che ho, è una cosa vergognosa. Andiamo avanti. E qua bisogna stare attenti ad aiutare gli altri, perché il confine tra l'essere utili ed essere usati a volte è impercettibile, lo senti a pelle, e io l'avevo già sentito già dal 9 di marzo. Li ho lasciati giocare, li ho lasciati fare, e con pazienza sono arrivato. Voi direte, ma sei a casa? Non importa. Non importa, faccio politica, sono più libero e sicuramente sarò ancora più potente. Grazie a voi. Qua faccio una risata perché mi trovo il giorno 15 maggio di lunedì in prima pagina sul Resto Carlino delle Nazionali. Uno mi chiama al telefono e dice guarda che sei sul giornale, prima io che ho fatto il giorno di dichiarazione non l'avevo fatto neanche. Dice no, vado a prendere il giornale, vado a prendere il giornale e leggo Portofino, elezioni, Lupi escluso dalla lista, scoppia il caos. Dico no, sicuramente vi state sbagliando con Lupi con una B che è stato ex ministro nel governo Renzi. No, apro il giornale e non sono io questo. Naturalmente Massimo Riservo, l'avvocato fuori per sapere che sono sentito, però non vuole parlare, infatti non faccio nessuna dichiarazione. Andiamo avanti. E qua naturalmente davvero si nervosisce, perde un po' la ragione e mi leggo le 2 frasi, mi scrive semplicemente in assoluta trasparenza, preciso che lo stesso Lupi avrebbe fatto senz'altro parte della squadra se non avesse iniziato a pretendere un accordo che lo avrebbe visto nominato assessore una volta eletti, indipendentemente dalle preferenze ottenute. Ma dico, ma dove vivi sulla Luna? Io non ho mai chiesto, forse ti sbagli con gli altri partiti, con la Lega che vuole l'assessorato esterno. No, il sottoscritto non ha paura di correre, non ha paura di prendere le preferenze, e vi spiego il perché. Perché nel 2004 il sottoscritto ha preso 170 preferenze nella giunta Mancini ed è arrivato settimo, da solo, nessuno mi ha aiutato, o qualche amico tra le volette.
Nel 2009, con quella corazzata di Gennari e Geremia che abbiamo preso il 70%, prendiamo 4.500 preferenze. I 20 che correvano hanno preso 4.500 preferenze. È stata fuori gente con 165 preferenze che aveva fatto l'assessore. Il sottoscritto prende 197 voti e arriva nono. Riesco a fare, naturalmente, perché Gennari ha tanti difetti, però credetemi, è un uomo di parola e vi spiego perché. Perché il 1° di luglio fa un accordo politico tra i due consiglieri eletti. Io ero iscritto al partito, Bagno, Pierluigi naturalmente prende un sacco di preferenze, credo oltre 250, adesso non so di preciso, e lui naturalmente cosa fa? Ci chiama il 1° di luglio e ci dice: guarda, facciamo un accordo politico, fai 2 anni e mezzo tu e 2 anni e mezzo Lupi. Noi ci guardiamo e va bene. Lui ci dice: chi parte per primo? Naturalmente è giusto, parte chi ha preso più voti. La parola la prende Bagno e dice: vabbè, parto io, ok. Questo è l'accordo firmato. Parte Bagno, poi Lupi entra il 1° gennaio del 2012. Quindi, uomo di parola. Degli altri non posso dire niente perché purtroppo non ho avuto modo di stare sul governo, né con Alessia Tessarini, che è qua presente, la ringrazio, e né con Giacomo. Quindi mi dispiace, però ecco, non è che voglio portare voti a Gennari, però sono carte firmate e se vi ricordate ho fatto l'assessore. Naturalmente quando l'offesa viene dal fango scivola e non c'è nessun problema. Naturalmente sui social, su Facebook si scatena un casino. Io rispondo: cara sindaco, considerato che hai risposto alle opposte sul giornale, resto all'invito di quello che hai dichiarato. Comunque, conoscendoti bene in questi anni, so benissimo qual è il tuo stile rispondere, ma ignorare. E questo per me è un certo segno di debolezza e soprattutto mi hai offerto un invito a nozze per risponderti. Tu sai benissimo che tu hai partecipato a tutti gli accordi, eccetera, eccetera. Ripeto, ho tutto delle bozze e non solo. Vado avanti senza stare tanto, dico: devi spiegarmi perché tu dai l'assessorato esterno, fallo capire alla gente, fallo capire a qualche parte politica. Vai avanti. Avanti ancora. Ecco qua. Gli dico: ti auguro con tutto il cuore, buon lavoro a te e a tutti i candidati. Ops, dimenticavo, fuori che uno, naturalmente, il mio amico fratello Doriano Mancini, che come immaginavo ha pensato solo per lui. Vedete, la mia avventura politica è iniziata con tanta volontà, passione e fiducia, soprattutto passione nel fare, nel dire, nel mandare avanti quei progetti, quei programmi rivolti in particolar modo allo sviluppo economico, al sociale, soprattutto al sociale, perché oggi le famiglie, credetemi, non riescono ad andare avanti, no fino al 30, fino a fine mese, ma neanche fino al 15. Quindi io invito, purtroppo non ci sono, però invito ai candidati che saranno chi vincerà di fare un capitolo, ma non per fare l'elemosina, perché ci sono dei problemi enormi. E naturalmente alla cultura, perché se manca la cultura nella tua città vuol dire essere zero. Cosa posso dire ancora di più? Vai avanti con la slide così. Non rispondo io sul giornale, risponde Alessia Tessarini con Portovino Politica e scrive: meschino come è stato sposo Lupi, tanto da togliere lo spazio meritato a Lupi, che si è sempre speso per la città onestamente, tagliarlo fuori è stato meschino. Ve lo dico io, chi mi conosce è stata 3 anni con me in opposizione. Grazie. Ma grazie. Passiamo all'altra parte, ma è quella più importante, ed è quello che la falsità della persona. Gennari e Geremia ha detto Lupi, risponde in caso lui. Atto con lui. Non leggo tutto, leggo le ultime righe. Non entro nel merito dei torti e delle ragioni,
però è una vicenda tragico-comica. In merito alle dichiarazioni fatte dalla Veronese, con le quali sostiene che Lupi abbia contattato altre liste, smentisco nella maniera più categorica che si sia rivolto a noi. Quindi neanche falsa, su 2 o 3 occasioni. Quindi meditate, gente, e riflettete quando andate a votare. Riflettete. Lei vuole qua, mi risponde un po' soft, mi dice Roberto, io ti posso assicurare che non ho personalmente travato le tue spalle e non entro nel merito delle vostre dinamiche di gruppo, ma se abbiamo fatto un gruppo, ci vuoi fregare, ci vuoi portare, blindare con tutti i consigli. Infatti la tua lista, scusa. Vabbè, va avanti, scusa un attimo, sono avanti. Ecco qua, mi scrivi, mi dispiace tu sia amareggiato e deluso, vorrei vedere te se fossi stata al mio posto. Naturalmente girano in solidarietà da parte degli amici, ma forse deve anche metto dei nomi così, tanto per non far capire chi sono. Il mondo è tondo, prima o poi torna al punto di partenza, è brutto ma basta aspettare. Tanti mi dispiace, va avanti. Ecco, un certo Tommaso mi dice, signor Lupi, ma ora che consigli darà che avrebbe voluto votarla? Qual è il candidato sindaco che spera che vinca? Io rifletto un attimo e dico, ciao Tommaso, ormai sono un battitore libero, i cittadini sono liberi di votare il meno peggio, il male minore. L'altra mi scrive, dici quando che ci trasferiamo con le due votati. Vabbè. La Silvia va giù pesante. Avanti. Tanti, mi dispiace Adriana, Marina, la Sara dice no, Roberto mi dispiace perché succedono queste cose. Non ho parole. La Giada, guarda, mi dà tutta energia, ma mi dice, mi dispiace tanto, dicono che chiuso una porta si apre il portone. Certo, è vero. E io vado avanti. La Francesca, mi dispiace tanto perché sei in gamba, le persone oneste e brave sono sempre scomode agli occhi degli imbroglioni. Ero convinto che ci fossi anche tu in lista con la signora Veronese e io e le mie famiglie eravamo con te. Ora ci ripenseremo. Ora ci ripenseremo. La Sabrina, eccetera, ma dico anche quelle brutte, perché è giusto dirle. Uno mi scrive, a te è il numero 1. Togli mina con Bubi perché è da più volestima che lui. Dai mola che ti più per dar peso. Vabbè no. Dico Luca portami testimoni che ne sono stato con Bubi per una cosa, oppure con altre liste. Ah, paga sena saticati. Ciao, adesso ti ho risposto. Giulio mi scrive, Lupi è sempre stato alla ricerca della poltrona, qualunque sia la barriera. Dico, rifletto, dico, grazie Giulio. Io ho sempre combattuto e sono sempre stato corretto con tutte le persone ed è questa la mia forza. Dico, vorrei vedere te se ti avessero umiliato e comunque non sono seduto in altre liste, forse sperava la Veronese e il suo gruppo, perché così mi potevano dire che sono un traditore, che faccio sempre quelle cose, eccetera eccetera. Gli dico, dimenticavo Giulio, lì le barriere non ci sono tutte. Se andava meglio dico, quando i comunisti erano con i comunisti, i democristiani con i democristiani e i socialisti con i socialisti. Ma aggiungo, dico oggi che gli imprenditori devono fare gli imprenditori e i politici devono fare i politici. È ora di finirla. E che comunque il mio motto è, la ruota gira tutti, è solo questione di tempo. Dovete pensare che quando una persona diventa scomoda ed inizia a dare fastidio, la polemica che viene fatta assume sempre toni che raggiungono l'apice. E guarda caso sono pervenuti dalla lista candidato sindaco Paolo Veronese, non da altre liste, dove hanno iniziato a costruire su di me sempre i soliti discorsi, senza mai però guardarsi attorno e soprattutto analizzando se stessi.
Allora, guardate, vi ricordate, forse qualcuno c'era, alla presentazione della lista della Veronese, chi c'era in prima fila? C'era Desi Coppola, un certo Cortellazzo per Giorgio e la Donanzani, che è assessore di Forza Italia. Allora io dico, sono lì, faccio un ragionamento, dico, sono lì a titolo personale? No. La Veronese si inventa di chiamare la Donanzani, lei si alza, si congratula della sua lista, del suo modo di fare. E anche qua una cosa molto ipocrita, vergognosa. Lei dice che è di Forza Italia. Scusate, in quella lista lì di Forza Italia non c'è più nessuno. Ero l'unico iscritto e rappresentavo Forza Italia. Poi capisco, naturalmente perché sono lì, e mi dico perché non sono andati al sabato 3 giorni prima o 4 giorni prima all'inaugurazione della Raida per le poche di Forza Italia e del sindaco di Forza Italia. Forse perché con l'ISI non va d'accordo con la Raida o la Raida non va d'accordo con l'ISI, credo proprio di sì. Comunque, leggo il giornale, fusione dell'acqua in mano a Porto Viro. C'è in pratica una fusione tra la CBS, che è di Monselici e Vicenza, con la fusione di Polesine Acque. Vogliono fare in pratica una fusione unica con un presidente nuovo e un consiglio di amministrazione nuovo. Sapete chi dovrà essere? Naturalmente spera che vinca la Veronese. Sarà Cortellazzo, scrivetelo, sarà Cortellazzo il nuovo presidente. Sta puntando. Mi auguro comunque che questa fusione non arrivi, che pian piano con i comuni della provincia di Rovigo riusciamo a saldare qualche debito ed andare avanti con la nostra Polesine Acque. Questo me lo auguro con tutto il cuore. Andiamo avanti. Sto terminando. Dico, ma scusate, ho partecipato a tutte le presentazioni. Io ho la fortuna di lavorare, ho lavorato 5 anni in regione, 31 anni in provincia e 2 anni di lavoro nel settore lavori pubblici, impianti tecnologici e manutenzione nel comune di Ardea. Dico, non mi sento inferiore loro, ho un po' di esperienza e se quel bilancio che naturalmente uno va a sentire in comune, credo di essere stato uno dei pochi di tutti i consiglieri e anche forse di candidati sindaci che è dato a bussare alla porta del dottor Luni, che è il capo ragioniere, e che è dato a capire cosa c'è, come è formato il bilancio, cosa c'è da pagare, cosa c'è in attivo. Allora oggi l'avanzo di amministrazione del comune è di 4.200.000 euro circa, ma sono soldi che non possiamo usare. Magari abbiamo 2.700.000, diciamo, facciamo conto, 2.800.000 euro vincolati da crediti non riscossi. Esempio una cosa, dalla TASI, dalla TARI. La TASI è una tassa indivisibile sui servizi, è stata istituita dalla legge di stabilità del 2014 e si applica questa su tutti gli immobili. La TARI è la nuova tassa dei rifiuti, anche qua è istituita con la legge di stabilità. Poi abbiamo la Polesine Acque e le sanzioni delle multe che non riusciamo a percepire. Poi abbiamo altri vincoli che sono di 547.000 euro, sono vincolati dalla legge dei principi contabili, cioè in pratica sono crediti che non riusciamo a riscuotere e va dal 2013, 14, 15 e 2016 compreso. Naturalmente abbiamo dato mandato non a Equitalia, come è stato detto da qualcuno, ma a un'azienda che si chiama S2, che è l'azienda dei servizi, la quale deve riscuotere naturalmente le somme, ma naturalmente non ci sono più soldi e la gente fa fatica e quindi rimangono lì vincolati. Poi abbiamo, per fortuna, qua avanti, per fortuna abbiamo un commissario che ha avuto le palle, dico le palle, perché per fortuna
ha messo una transazione tombale su cosa? Su un project financing del cimitero di Contarina. Guardate me, è un anno che è morta mia madre e ho fatto una scelta perché era impossibile che io vedessi mia madre in una cappella o in un locale o in un altro posto. È una cosa vergognosa, credetemi, chi l'ha provato lo sa, perché si era bloccato tutto si era bloccato. Ha avuto il coraggio, quindi è una bega in meno che chi vincerà naturalmente le elezioni non se la trova, e possiamo così ripartire con il cimitero di Contarina, per quanti non lo sapessero. Allora vado a capire e dico: ma quanti soldi rimangono? Ma chi vince? Cos'ha in pratica? Ecco qua, circa 900.000 euro destinati agli investimenti. Non è male, uno vince e ha già un po' di motore già acceso, la chiave. E dico, lui mi ha fatto anche la domanda: ma tu cosa avresti fatto? Ma semplice, te lo dico subito, guarda. Per prima cosa avrei asfaltato la famosa via Torino, non avrei fatto il senso unico, non avrei creato qualche problema a qualche commerciante, e su questa via Torino voglio spendere 2 parole. Sono stato l'unico consigliere che ha presentato il modello per raccogliere le firme, perché c'è ancora un'edicola che si chiama l'Amico Roger, che era quello più bastonato se si faceva il senso unico. Il sottoscritto ha portato dai vari commercianti per la raccolta firme. Nel giro di 20 giorni abbiamo raccolto 1000 firme. Abbiamo bloccato un pochettino il progetto che aveva l'altra amministrazione. Poi avrei aperto immediatamente la granetta, perché era una vergogna. Era il fiore all'occhiello della località Contarina. Un centro sportivo sistemato in campi 2 anni fa, 1 anno e mezzo, 2 anni fa, dove c'è il campo da calcetto illuminato, campo da beach tennis, da volley. Qua credo che con 50.000 euro si possa fare, forse anche più, adesso indicativamente si può aprire immediatamente questo qua. E poi cosa avrei fatto? Avrei riportato naturalmente i cavalli che noi paghiamo ancora d'affitto ad Ariano Polesine, avrei fatto ripartire dei redini a Borgo Mimose, che era un altro fiore all'occhiello della località Donada. Oggi la troviamo così, messa così. Ma avrei soprattutto fatto ripartire quelle cooperative sociali di categoria B. Cosa sono? Sono quelle categorie, in pratica, intanto sono il personale del posto, ma soprattutto sono quelle categorie protette, che purtroppo hanno problemi, sono più disagiati di noi. Ed è una cosa molto importante questa. E ne abbiamo qua. Abbiamo la cooperativa di Porto Viro, abbiamo la cooperativa Don Sardo Dordi, abbiamo la cooperativa Italia Servizi, che è una potenza di Adria, abbiamo la cooperativa dei Turno di Portutoli. Con queste 4 cooperative possiamo fare qualsiasi gara. La possiamo fare noi come amministrazione, o la possiamo fare anche tramite il SUA, che è la stazione unica appaltante della provincia di Rovigo, che si è specializzata su queste gare. Poi aver asfaltato naturalmente la via Mantovana, che va giù dal ponte, diciamo, dove c'è il fanno Panetto, fino alla rotatoria di via Scioglimento, via Pirandello. Anche qua la strada principale è una strada che fa pena. Eccola qua. Per l'ultima cosa, vabbè, questo naturalmente è il centro sportivo, la famosa tribuna, che questa fa parte della Pattone comunque, che basta sistemare naturalmente gli spogliatoi sotto, ma ci vuole una grossa cifra che si può dare anche più avanti facendo il bilancio triennale delle opere pubbliche. Ecco. Concludo, signori. Dico peccato che non ci sia la vita avanti. Farò politica in un altro modo. E quindi qualcuno dirà: ma scusa un attimo, ma dove ti sei intrigato? Ho avuto anche delle offerte, non nego, addirittura anche l'assessorato dei partiti della lista del centrodestra. E ho detto no. Sapete perché ho detto no? Perché da
dignità della persona non si compra. La dignità della persona non si compra, perché se si compra vale zero per la persona lì. Concludo con un grande politico nato nella provincia di Rovigo, precisamente a Fratta Polesine, e concludo con questa frase: uccidete pure me, ma l'idea che me non ucciderete mai. Grazie a tutti e buonasera.